spettacolo, e adesso abbiamo un politico che fa anche spettacolo. Con noi c'è Davide. Questa potrebbe sembrare una battuta non per Davide che fa spettacolo di professione o fa buono, perché si dice sempre che molti politici fanno spettacolo. Ma lui ha detto, ha specificato, un infermiere che si candida all'AS, no? Hai battuto molto anche su questi temi, anche perché nella tua campagna elettorale hai parlato proprio di questi temi che ti stanno a cuore. Io diciamo subito che Davide Simonvici è candidato per la lista di Nello Musumeci, Salvini Meloni è la seconda lista, sì, che poi con nessuno, io sono autonomo. No, perché se no ti chiedevo subito come ti specchi. È arrivata Giorgia Meloni. Il quartiere generale, Giorgia Meloni è la quartiere generale di il nostro tabellone elettronico. Quindi tu da esterno in questa lista che comunque si fa riferimento al candidato presidente Nello Musumeci. E dicevo, hai fatto una campagna elettorale a suon di video e di messaggi. La mia campagna elettorale è come si faceva 40 anni fa all'opera, spendendo 4.000 euro col telefonino in mano, una 600 del 98 e gli amici miei. La revisione gliel'avevi fatta? Sì, no? La revisione l'ho fatta. La mia campagna elettorale tra la gente, sono stato l'unico a salire su un palcoscenico senza già un grande successo. Poi la differenza è che gli altri devono invitare le persone, da me venivano spontaneamente. No? Tu sei molto rivolta ai tuoi amici, no? Hai detto questi sono amici miei, venite qua, vi ci mando io. Io è da una vita che io su strada, diciamo. Innanzitutto io svolgo una nobile professione, quella dell'infermiere. Io lavoro con gli oncologici, è una vita che mi batto sempre sul sociale, disabilità, autismo, dei progetti che porto avanti da anni. Dunque dare voce a quel popolo che voce non ha, la gente perché quando un disabile e soprattutto un diversamente abile chiede i loro diritti, la classe politica tipo che ci fanno un favore, non è così. Loro domandano solo i loro diritti e non vengono dati questi diritti. Ho formato insieme a degli amici un forum della disabilità dove abbiamo ottenuto anche delle battaglie straordinarie, dove la Regione Sicilia insieme al provveditorato degli studi avevano tolto l'assistenza igienico-sanitaria ai gravi disabili, e grazie al nostro impegno da un anno che l'hanno protratto a quando per un altro anno ci sono. Poi diversamente abili, anche PIF, no? Sì, c'è stata una battaglia. Poi tra virgolette io vado proprio perché è incredibile che venga dallo spettacolo. La mia professione mi porta anche ogni giorno a vedere queste realtà. Ci sono delle realtà che tutti magari trascurano. Vi faccio un esempio: una famiglia che ha un diversamente abile grave, la mamma finisce di essere donna perché farà la badante a vita, invecchia, si trascura, perché non ci sono delle strutture che, tra virgolette, io da qualche anno mi batto per il dopo di noi. Oggi è diventata legge, ma la Regione Sicilia li tengono bloccate tutte queste cose, già è legge nazionale approvata. Il dopo di noi sono quelle strutture che è il cruccio di un genitore che ha un disabile. Quando io muoro, miei figli in quale mano va a finire? Perciò io porto questa voce. Giusto. Io non ho bisogno di medaglie di cartone, a me non mi interessano, anche perché ho rinunciato a soldi bestiali per ritirare la mia candidatura, appoggiare altre persone, però la mia dignità non ha prezzo, io sono fuori mercato, io preferisco sempre guadagnare 1.400 euro al mese, ma guardarvi tutti in faccia. Davide, io voglio un attimo agganciarmi a quello che dici tu in fatto di disabilità, di problematiche che nascono, portandoti un'esperienza mia personale diretta proprio di ieri alle votazioni. È proprio vero quando si dice, quando diciamo noi in siciliano, le cose c'ha passare, nel senso che le cose, se non si vivono direttamente, non ci si rende conto. Allora, un paio di settimane fa mia moglie, cadendo per strada, si è fratturata la gamba. Ieri siamo andati al seggio elettorale, lei ingessata, ovviamente non c'erano barriere architettoniche proprio le più alzate possibili e immaginabili, non c'era possibilità di accedere non solo al pian terreno, ma anche ammettendo che io fossi riuscito a portarmela in braccio al pian terreno, poi si doveva fare 2 piani perché non c'era manco l'ascensore, quindi una scuola. Allora
cosa si è dovuto fare? Lì al seggio mi hanno detto, ma lo facessi votare? Scusi, ma che vuol dire non lo faccio votare? Alla fine, dopo essermi in qualche modo imposto, siamo riusciti a capire tutto l'archingegno, come si può risolvere in questi casi. Dice, ma lei lo doveva segnalare? Dico, scusi, ma io non è che sapevo che mia moglie si rompeva la gamba qualche giorno prima. Per fartela breve, siamo dovuti andare all'ASL a farci fare un certificato che dimostrava che mia moglie non poteva votare in quel seggio, ma poteva votare in un seggio con le barriere architettoniche abbattute. Siamo andati in un'altra scuola a mostrare questo certificato, a farla votare. E l'hanno fatto votare. Infatti, questo per dire come, quando veramente uno nelle cose non ci passa, ecco, allora quando tu chiedi giustamente maggiore attenzione per le categorie più deboli, per le persone che soffrono quotidianamente, è un messaggio fondamentale. Infatti Sergio, scusami, così completo quello che non ho completato prima. Tu mi avevi chiesto 3 cose per il prossimo Presidente. La prima, in ordine sparso, non di importanza: turismo, strutture, viabilità e certamente un'attenzione per i più deboli. Flaminia ricordava appunto che poi si è dovuto muovere proprio il mondo dello spettacolo per denunciare delle lacune enormi che c'erano nell'assistenza, soprattutto dei disabili più gravi. Io ho un amico che vive a Palermo, che è Giovanni Cupidi, che è uno dei disabili che venivano, come dire, abbandonati ultimamente, che hanno fatto la battaglia, amico anche di Lorenzo Giovanotti, che gli ha dato una grande mano. Giovanni è straordinario, meraviglioso, e mi raccontava appunto di cose davvero incredibili, per cui l'attenzione che ci vorrebbe in tutti i paesi, in tutti i comuni, in tutte le amministrazioni, a livello nazionale, chiamalo assistenza sociale, servizi sociali, chiamalo come vuoi, ma bisogna farlo. Come andrà? Tu hai qualche notizia No, discrezioni da rappresentanti di lista? No, sta andando bene, ma sta andando bene, ripeto, la mia grande vittoria è comunque l'affetto, la stima, e soprattutto i miei voti sono quelli sinceri, no? Noi vediamo naturalmente il grande successo del Movimento 5 Stelle. Signori, il problema è che non è la politica sporca, non esiste politica corrotta se non c'è una società infetta. L'uomo fa schifo, l'uomo corrotto, l'uomo ancora va a votare per il pacco di pasta. Devo dire che c'è una realtà. Allora signori, allora a me non mi scandalizza. Spesso le liste rispecchiano semplicemente la società. Perché, cara Flaminia, io grazie a Dio, io hai 27 anni di prima linea in ospedale, 10 anni a Piazza Lanza ho lavorato, io ho toccato tante realtà nella mia vita, nella mia, tra virgolette, giovane età, 47 anni, che io vi posso dire che oggi non esiste politica corrotta se non c'è una società infetta, ma poi c'è molta ignoranza, c'è gente che mi fermava e mi diceva: Davide, a te il voto non te lo posso dare, perché? Perché abito ad Acireale. Cioè non hanno neanche l'idea che cosa sono le votazioni regionali, c'è gente che non ha un quarto del 5% dei siciliani, ma per questo non sapevano 5 Stelle ha questo grande successo da partito unico, avere tutti questi consensi, ma per questo motivo. Poi Davide, ti fermo un attimo, perché nel ricordare che c'è anche la nostra collega Erika Pinieri che sta in giro nei vari comitati elettorali raccogliendo interviste che sono già sul nostro sito online newsicilia.it e sulla nostra pagina Facebook. Abbiamo già quella di Salvo Pogliese, abbiamo quella di ricordami perché Raffaele Stancanelli e Aldo Cazzullo, editorialista del Corriere della Sera, Ruggero Razza, e adesso c'è c'è la Meloni che spero a momenti la dovremmo avere. Ma c'è l'intervista che Erika Pinieri ha realizzato con Enzo Gibino, che è il senatore di Forza Italia, il coordinatore tra l'altro qui provinciale, il quale ha detto che rispetto alla scorsa tornata elettorale c'è una crescita ovviamente del Movimento 5 Stelle che dimostra un po' quello che dicevi tu, il disagio sociale in Sicilia. Il governo Crocetta, dice Gibino, ha fatto precipitare la Sicilia al penultimo posto in Europa come regione per economia e infrastrutture, e il 50% dei siciliani vivono sul baratro dell'esclusione sociale che indirizza il voto di protesta verso i 5 Stelle, come era già accaduto nelle elezioni precedenti. Quello che rincuora, dice Gibino, ovviamente poi guardando all'interno della sua coalizione, è il fatto che l'elettorato abbia saputo scegliere fra la semplice protesta e la proposta concreta, quella di Musumeci, che ha saputo amministrare per 10 anni la provincia di Catania. Questo la vedrete integralmente sulle nostre pagine. Poi vi saluto e vado perché c'è la mamma che mi aspetta a pranzo ed è una cosa importantissima. Ma dunque chiamano solo. Esatto. Guarda che la dichiarazione che
ha fatto Enzo Gibbino, ne approfitto per salutarlo, è perfetta e in parte l'avevamo anche detto, cioè c'è un grande successo del Movimento 5 Stelle che ha catalizzato tutti i voti di chi è insoddisfatto, di chi vuole protestare, di chi appunto non ne può più e di chi è stanco. E se non ci fosse stato, lo dico per il centrodestra, Nello Musumeci, candidato che è riuscito a mettere insieme tutte le forze del centrodestra e a far votare per un unico candidato, cosa che non era capitata 5 anni fa, sarebbe stata una debacle. Avrebbero vinto a mani basse, appunto, avrebbe vinto Giancarlo Cancellieri. Invece ancora c'è questo equilibrio che stiamo verificando. Tutto questo perché ci sono stati gli ultimi 5 anni, ma anche altri anni in precedenza in cui il governo della regione è stato sicuramente insufficiente, scadente, insoddisfacente, e questo ha creato. Quindi l'analisi di Gibbino, ancorché fatta da un esponente del centrodestra, ma mi sembra perfetta, condivisibile da tutti, e mi sembra comunque giusto. Salvo, pensaci, Antonino Francesco Nicolosi ti chiede di candidarti a sindaco, candidatura sostenuta anche da Vincenzo Pulvirenti, che però dice ti metti però con i 5 Stelle. Però con i 5 Stelle, vabbè, d'accordo, poi ci penserò. Insomma, ti vogliono fare rompere l'amicizia con Enzo Bianco. Io stesso chiede a Davide Simone Vinci, ma i monfiani che cosa votavano? Bisogna vedere, ormai il monfiano non esiste più, visto che è una categoria perché ormai c'è molta mistificazione tra mammoriani e monfiani, anzi prevale molto il mammoriano purtroppo. Davide, ovviamente per come sono andate queste elezioni non ti potremmo chiamare onorevole quasi certamente, però devo dire, questa tua esperienza in politica cosa ti lascia e ti proietta in una futura esperienza, oppure è una parentesi? No, assolutissimamente, io mi impegnerò, ora vediamo, perché sai, alla Combasta non ne facevamo, Sergio, anche se non ce la farò. Perciò bisogna vedere, ora ci saranno quelle nazionali, ci sarà poi il calciomercato, no? Perché poi ci sarà chi deve... I voti scontano. Quindi questa è un'anticipazione del fatto che tu continuerai anche questa strada. A proposito, Sergio Sisi vi chiede da quando Davide Simone Vinci si occupa di politica? Da tanto tempo. Ma da tanto tempo, perché io mi sono candidato al mio quartiere, Librino San Giorgio, alla presidenza. Allora in 15 giorni ho ottenuto circa 2500 preferenze, sempre da solo, con amici in un quartiere. Ma ripeto, chi ha le mani in tasca, chi ha le mani pulite non li può tenere in tasca. Questa è una citazione di Don Milani. Voglio mettere in campo la mia popolarità, la mia umanità, la mia disponibilità e soprattutto le mie competenze. A pensare che oggi in Commissione Sanità c'è un bodyguard che è in Commissione Sanità, per esempio, noi che è onorevole che fa un bodyguard. Cioè, permettetemi, uno che è da 27 anni, una mezza laurea all'AIU, 4 master universitari all'AIU, è una vita che sono in sanità, conosco bene, tra virgolette. Ma indiscrezioni, chi potrebbe essere l'assessore regionale alla sanità se vince Musumeci? Ma si parla, ci sono tanti nomi che si fanno, una di queste è la Catalano, per esempio. Sì. La moglie del rettore attuale a Catania. Sì, lei è il primario della senologia dell'ospedale Cannizzaro. L'ho avuta anche, tra virgolette, anche come insegnante, una persona in gamba, però ripeto, ci mancano le competenze oggi, signori. Cioè noi vediamo che so arte, cultura e spettacolo, non prendo io la persona, prendo la situazione. C'è chi ci rappresenta, un avvocato, cioè io ho visto un avvocato, arte, cultura e spettacolo, di che stiamo parlando? Cioè non può mai, cioè un po' di competenze ci vogliono. E poi, tra virgolette, una regione senza arte, cultura e neanche spettacolo, siamo sottosviluppati, signori. Cioè bisogna svegliarci. Però io vi dico sempre che ci lamentiamo sempre, io mettiamo adesione dei miei colleghi artisti, non ne ho avuto, per esempio, perché l'artista spera del porco di turno, del politico di turno, che c'è una caramella per farci fare lo spettacolino. Ancora non hanno capito che mancano collaboratori, mancano accademie, e ancora non si capisce, purtroppo. Perciò io ho rinunciato 5 anni fa a un sottogoverno di 3.000 euro al mese e ne guadagno 1.400 in ospedale, perché io non ne voglio paciuni, paciozzi, da solo uno non può andare in nessun posto, ci mancherebbe. Però se non ci sono dei chiari progetti e soprattutto la mia collocazione a che cosa serve per la cittadinanza, per la comunità, a me non mi interessano le situazioni personali, perché l'ho dimostrato in prima persona di non me ne frega a me nulla. Io ero l'unico candidato, l'unico ad avere un programma. Io avevo sanità,
arte, cultura e spettacolo, randagismo. Signori, il randagismo è una piaga sociale che tutti trascurano. Signori, io che cammino in modo, non so io quante volte io ho scansato la mia vita, picchi cani che a me passano, ci sono persone che sono sequestrate a casa perché ci sono i branchi dei cani che non si connescono, bambini, vecchiette, anziani. Senti, e per la sanità invece cosa avresti proposto? Tu che, come hai detto, hai 27 anni che ci vivi nei settori in cui c'è maggiore sofferenza. Allora, io ripeto, vivo la quotidianità. Oggi non si cura più nessuno, Sergio, perché non è possibile che una prevenzione di mammografia la devi pagare 80 euro. Solo visita, solo visita che la devi fare dopo un anno e mezzo. Bravissimo, poi attese lunghissime, poi tra virgolette, se visto, allora uno che fa visita e mammografia paghi 80 euro, poi se il tuo seno per completamento di esame ha bisogno anche di ecografia, ti devi andare a pagare un altro 45 euro di ticket, oppure la devi andare a prenotare, sempre lunghissime attese, in un'altra struttura. Ma come vi posso dire, ammettiamo oggi la gravidanza, una gravidanza sapete quanto costa? Dai 1.800 ai 2.500 euro. Ci sono degli esami di screening, per esempio al quinto mese la donna deve fare l'ecocardiografia fetale. Bene, attese lunghissime a 2 anni, significa che il bambino nasce, fa 2 anni e la chiamano per l'ecocardiografia fetale, non so. Dopo la gravidanza ci sono degli esami sempre diagnostici tipo l'eco alle anche, che si fa in intravenia a 85 euro, oppure che so, la morfologica, l'ecografia morfologica si fa solo a pagamento di 180 euro coppo. Signori, oggi le persone non hanno più mangiare, non hanno soldi per mangiare, cioè questo ci sono, allora nella sanità accorciare le attese, poi ci sono, mettiamo, delle strutture che hanno dei macchinari chiusi, il personale hanno speso soldi perché tu per farti una tacca o la fai privatamente o ci sono delle lunghissime attese, perché non si fa? Ma lì è più un problema di interessi di primari o più un problema di mancanza di formazione? Signori, dobbiamo togliere le mani alla sanità, la politica, no, perché la sanità oggi è troppo politicizzata, ci sono troppo burocrati e politici. La sanità deve essere affidata a professionisti, medici, infermieri che siano. E il discorso delle competenze è così, veramente vi saluto e vi lascio, a ragione Davide, competenze in ogni settore. Nella sanità ci vogliono i competenti di sanità, nel nostro settore ci vogliono per esempio Sgarbi, e certamente potrebbe essere un ottimo assessore alla cultura, quindi ottima scelta da parte di Nello Musumeci, perché comunque ti piaccia o non ti piaccia, Vittorio è uno che se vede un quadro sa di chi sta parlando, se va a un museo sa come funziona, e quindi mentre invece purtroppo nei vari settori ci sono stati appunto... Salvo, pensaci di entrare in politica, perché tu puoi dare tanto, Salvo, ma te lo dico col cuore. No, lo so. Va bene, allora leggi questi commenti, così vediamo. Sì, guarda, siamo veramente a un quarto, perché sono 1293 sezioni su 5300, dato regionale totale. Nello Musumeci 39,07%. Quindi è salito. Cancelleri 35 e 18. Quindi 4 punti di scarto. 4 punti con un quarto è una Micari bella... al 18,87, quindi è sceso ancora. È nella forbice degli exit poll, ma è sceso. E Fava al 6,14. Vabbè. Allora voglio segnalare in un'altra pagina del nostro sito l'intervista di Erika Pinieri a Basilio Catanoso, che è deputato nazionale di Forza Italia, il quale sostiene: ci aspettavamo questi risultati ma non in questa forma. Devo dire, è un voto consolidato che non è più voto di protesta. La politica torna protagonista e il centrodestra ha dimostrato di essere responsabile con l'essere andate tutti con Musumeci. Cercheremo di dimostrare con gli esempi concreti che si può fare politica per bene. Devo dire però, se non ricordo male, un attimino, per mettere un po' di carne al fuoco, un po' di attizzare un po' la situazione, che Basilio Catanoso però mi sembra essere stato quello che aveva dato un ultimatum a Musumeci, cioè insomma non tirare troppo la corda, aspetta, quando decidiamo di andare tutti insieme. Comunque quello che è vero è che l'unico candidato giusto per il centrodestra era in questo momento era
ed morale. è Nello Musumeci Questo non c'è per la pulizia morale, per la capacità di amministrativa governo che ha dimostrato, e che ha sempre dimostrato, e poi anche perché è stato l'unico che in un modo o nell'altro questo centrodestra avrebbe già vinto 5 anni fa se non fosse stato, e avrebbe già vinto 5 anni fa se non ci fosse stata questa spaccatura. Davide, Va bene, ciao. noi congediamo l'amico, il giornalista, lo showman e il prossimo sindaco di Catania. No, va bene, ciao Salvo, grazie. Questo non è previsto. Arrivederci, Grazie, ciao. Salvo. Guarda, Ciao, ciao. grazie. Salvo, buon pranzo. Allora, David. C'è un altro messaggio, ma questo è proprio un apprezzamento di cuore per David Simone Vinci, che dice, però non ci dicono chi è, qualcuno che ha scritto su WhatsApp: è troppo buono e pulito per questa brutta e sporca politica, grande uomo. Grazie. Ripeto, la politica si sporca perché la gente è sporca. Ragazzi, non esiste, ripeto ancora una volta, politica corrotta se non c'è una società infetta. Signori, quello che c'erano nelle varie scuole, ora io dico, gli organi di competenza, ma perché non intervengono? C'erano davanti finanzieri, carabinieri, polizia municipale che si giravano dall'altra parte. Cioè, col silenzio elettorale davanti alle scuole c'erano di quelle porcate incredibili. Ci sono sempre. No, è chiaro che non è paragonabile a quello che la presenza magari di una persona che, come dicevamo stamattina, eticamente non è proponibile, presentabile, perché poi in realtà sappiamo che c'è una legge nelle liste, non è che ci stanno quelli effettivamente corrotti. Vuol dire che non ci possono stare, se stanno nelle liste. Poi il problema si presenta per a garanzia giuridica c'è la legge segreta, esatto, garanzia etica manca qualcosa. Quella però voglio dire, chi si lamenta continuamente e tuona contro i politici corrotti e siamo governati dai ladri schifosi eccetera probabilmente sono quelli che non vanno manco a votare. Non solo, ma sono quelli che mettono la macchina in doppia e terza fila, sono quelli che cercano l'amico per farsi togliere la multa, sono quelli che chiamano per avere una raccomandazione per scalare qualche fila, qualche infatti classifica. È un problema culturale che culturale. dobbiamo sconvolgere. Infatti bisogna ritornare alle scuole con l'educazione civica proprio, cioè, ma dai genitori, c'è tutta una... Signori, io vi ripeto, per me è un'esperienza e continuerò a farla sempre, perché guardate che ci sono i politici in gamba, ci sono politici, perché non tutti i politici, ci mancherebbe, anzi ce n'è in gamba, gente che veramente... Però ci sono anche quelli che abbiamo visto nei giornali, gente che 5 anni che sono all'Ars con l'88% di assenze, gente che non hanno mai fatto un emendamento, una proposta di legge. Questi con la discesa da 90 a 70... una ventina dovrebbero non esserci più, perché poi sempre i soliti salgono, dice i votate Carusi, perciò oggi ci sono le alternative. Qual erano l'alternativa? Io dico sempre che sono felicissimo di aver sposato il progetto Nello Musumeci, lo sta dimostrando, anche perché Nello non è uno che si fa tirare per la giacca, tra virgolette, ha dimostrato alla provincia il suo valore sia a livello amministrativo, come dicevate, e poi lui ha gestito tanti di quei miliardi, mai un avviso di garanzia. Ma su di lui non c'è dubbio, però indubbiamente non ha potuto imporsi. Per forza, assolutamente, ma perché non ma si... non avrebbe potuto, secondo te? No, non avrebbe no, potuto. no, all'inizio aveva detto non voglio. E purtroppo no, perché voti. l'hanno dimostrato 5 anni fa, purtroppo non vince la persona ma vince la coalizione, infatti quello che sta succedendo. Allora il presidente serve per un partito. Adesso cosa succederà? Succederà che lui comunque per la sua personalità non credo, ripeto ancora una volta, si faccia tirare per la giacca, anche perché ho parlato anche con l'avvocato Enrico Trentino, stanno lavorando anche sul discorso etico, perché c'è una cosa assurda, no? Perché lui è arrivato a dire non li votate, sono delle mie liste. Sì, ma non bisogna neanche candidarli, però la legge ti impone, cara Flaminia, solo parenti di primo grado. Tu sai una cosa, che se io avessi avuto un fratello mafioso io mi posso benissimo candidare, perché il fratello è di secondo grado, non è di primo grado, cose assurde, cioè invece per un vigilantes settima generazione, cioè ma come uno che avesse, uno che ha le mani, uno che ci deve governare deve essere come l'acqua santa? No, cioè è una cosa assurda. Infatti ecco, una delle cose che se io dovessi salire come onorevole, uno che mi andrò a battere su questo discorso. Mettiamo mano anche alla legge. No, è per forza, Gio, è per forza. Senti, ma i senatori che arrivano, avrai anche tu un tuo rappresentante di lista che sta girando, i senatori che arrivano quali sono? Bene.
Sergio, non lo vuole dire, non lo vuole, scaramanzia. no, stiamo lavorando, ma la compassa non ne facevo. Su questo non abbiamo dubbi. Ma io devo sapere da stasera, domani devo chiamare onorevole o no? Sempre da vederlo mai chiamare. Su quello non c'è dubbio. Da vederlo. Per me, allora, grazie a Dio è da 26 anni che io regalo un sorriso entrare nelle case dei siciliani. Sono comunque stato sempre chi è popolare, comunque avere un ruolo di potere, ma sempre da vederlo. Domani vado a fare l'infermiere, mi vado sempre a battermi per i miei amici che hanno di bisogno. Questo per me non è che io... Senti, invece il prossimo spettacolo dove lo farai? Sempre in giro, ora quest'anno abbiamo qualcosa che ho di rinunciato anche pronto? un contratto nazionale, ho dovuto rinunciare, che allora rovinavo la mia campagna elettorale, però ci sono delle cose importanti nazionali, Sergio. Però quando dici che mi batto per gli amici, Gli guarda amici, che può dare anche una brutta sensazione, no, non devi battere solo per gli amici o per gli amici no, per gli amici che ci siamo capiti. per gli amici sono siciliani, quelli diversamente abili, chi ha bisogno, ecco, gli amici intendo questo, I ecco, più deboli, i più deboli, come ho sempre fatto e continuo sempre a fare. Perciò non mi cambia nulla, Sergio, cioè, sempre da bene. Allora sicuramente o al Saladercolo o in qualche altra piazza ne vedremo quanto prima. Io spero, l'unica cosa è che l'Annello non si dimentichi dello sforzo, del mio contributo che ho portato e che porterò in questa battaglia che vince. Questa mi sa un po' di crocetta verso Renzi. In che senso? No. Crocetta che dice Renzi, io mi ritiro, però mi auguro che poi tu non è che ti stai facendo così, entri già nel clima, ti sei fatto infettare dal virus politico. Già queste cose, l'ho rinunciato 5 anni fa, l'ho rinunciato 2 mesi fa. No, ma dico, avendo detto sta frase, potresti dare... Il politichese si augura che questa esperienza non vada perduta e che abbia contribuito al successo di una persona. Soprattutto per fare perdere, credo di dare un contributo non indifferente alla nostra gente. La mia era una battuta perché riconosciamo, sappiamo chi è Davide Simone Vince, sappiamo il cuore generoso di Davide. Tra l'altro abbiamo la disgrazia di essere nella stessa squadra All Stars, a proposito di cuore buono, perché le All Stars Sicilia, una squadra che è messa su da Luca Napoli e che coinvolge ex giocatori del Catania, gente che ha giocato in Serie A, attori, giornalisti, anche Salvo La Rosa fa parte di questa squadra. È proprio una squadra nata proprio per le beneficenze, per fare del bene alla gente e portare un sorriso, per cui in questo siamo sulla stessa base. La mia politica non è stata né di pacchi di spesa e manco di pacchi di pasta. Assolutissimamente manco 30 euro a voto, assolutissimamente. E nessuno può citofonare il mio dicendomi tu mi hai promesso, assolutissimamente. E questa è la cosa più importante. Io camminerò sempre, anzi qualcuno per sempre mi dice io vinci, posso, prego, ma nessuno mi può spaccare la botta dicendomi tu mi hai promesso, ora mi devi dare. E questo è importante, mantenere la propria dignità e la propria indipendenza. Figurati. Davide, grazie di essere stato con noi.